Presentato nella sala consigliare del Palazzo Comunale di Sora, il volume a firma di Michele Ferri e Bruno La Pietra, Vincenzo Simoncelli e il suo tempo. Fortemente sentita nella sala gremita la mancanza di Bruno La Pietra, il quale a causa di un lieve problema di salute non ha potuto presenziare alla prima del suo libro. Con l'opera letteraria i due autori delineano chiaramente il personaggio a cui Sora ha dato i natali in tutta la sua complessa formazione, nelle tappe esaltanti della sua carriera scientifica ed accademica, nella coerente dedizione ai valori civili, scrive il professore Guido Pescosolido, e con obiettività lo fa rivivere come protagonista della società del suo tempo. Vincenzo Simoncelli è stato pure un grande filantropo, ha fatto molto per Sora e mi sono appassionato quando il mio amico Bruno La Pietra mi cominciò a sottoporre dei documenti del suo archivio personale. Siamo partiti da lì e poi, allargando le nostre ricerche negli archivi di Roma, l'archivio storico della Camera dei Deputati, l'archivio centrale dello Stato, abbiamo scoperto un mondo ricco di eventi politici, di eventi sociali, di eventi economici. È una biografia che si doveva fare perché noi cerchiamo di mettere in rilievo la figura di questo grande sorano, di questo grande giurista, però facendo vivere intorno a lui questi fenomeni di una società in continua evoluzione, ma con forti problemi e squilibri sociali e di carattere economico. Un'accurata e puntigliosa ricerca storica e bibliografica si corona così con un'opera omaggio ad uno dei personaggi più illustri della città di Sora, che nel suo ricchissimo percorso di vita non ha mai dimenticato le sue origini, continuando ad occuparsi, scrive ancora Pescosolido, dei problemi specifici della sua terra, oltre che di quelli dell'Italia liberale. Bisogna dire che è una grossa opera, frutto di una lunga ricerca accurata che ha preso in considerazione tutta la documentazione al momento possibile, esistente, reperibile, diciamo così. È stato anche un grande filantropo ed è stata una persona che, nonostante il suo insegnare in diverse università, non ha mai perso contatti con la città di Sora. Figlio di un imbianchino, un povero imbianchino, di un artigiano sostanzialmente, sempre rimasto col suo pensiero vicino ai poveri, quindi un filantropo, un promotore di iniziative di soccorso che culminano nella sua azione svolta durante il terremoto, che a mio modo di vedere gli è costata la vita. Il primo cittadino, Roberto De Donatis, nel fare gli auguri di pronta guarigione alla Pietra, si è detto entusiasta della presentazione del volume ed auspica che la memoria di Vincenzo Simoncelli possa arrivare anche ai più giovani. Sicuramente è l'occasione per celebrare un grande della città, della nostra città, un concittadino illustre che è un patrimonio della nostra comunità, quindi io esprimo come sindaco profonda gratitudine per gli autori di questa pubblicazione, perché vuol dire lasciare un segno tangibile rispetto a quello che è stato un percorso esistenziale molto importante, di grande riflesso sulla storia della nostra città, ma che rischia come sempre con lo scorrere del tempo di essere dimenticato se non si fa un'operazione di celebrazione della memoria delle virtù del grande Vincenzo Simoncelli. La presentazione del volume è stata accompagnata dalle note dei brani musicali eseguiti dai maestri Loreto Gismondi e Alessandro Minci.